I medici sono i veri eroi di questa emergenza, i primi a rincuorarci dicendo che tutto andrà bene. Ce lo dicono con i volti segnati, lo sguardo stanco, gli occhi arrossati, le membra sfinite dalla stanchezza di notti insonni consumate in turni estenuanti. In prima linea non guardano orari e chiedono aiuto. Lo fanno con un appello. Proteggo te solo se proteggo me. È una richiesta di raccolta fondi per acquistare le mascherine. La presidente nazionale del Sindacato Medici Italiani, dottoressa Pina Onotri. L'altro giorno, mentre ero in ambulatorio, ho sentito dai balconi dei palazzi intorno l'inno d'Italia ed una voce poi che declamava una lista, la lista dei medici caduti mentre erano in servizio. È seguito un lungo applauso. Noi non siamo degli eroi, in questo momento stiamo facendo quello che possiamo per aiutare il nostro paese. Siamo persone, abbiamo anche noi paura, abbiamo anche noi famiglie a casa. La cosa che più ci spaventa in questo momento è lavorare senza essere adeguatamente protetti. Tutti i medici che sono morti perché hanno lavorato senza guanti, senza mascherine e senza tute. Il Sindacato dei Medici Italiani si è attivato per aprire una sottoscrizione e raccogliere fondi affinché anche ai medici che ne sono in questo momento sprovvisti arrivi qualche mascherina, arrivi qualche paio di guanti. Siamo riusciti a far arrivare 10.000 mascherine chirurgiche nel Lazio, altre 10.000 ne arriveranno tra un po' in Puglia, 30.000 mascherine dovrebbero arrivare a Malpensa la prossima settimana, ma da soli non possiamo farcela. Quindi vi chiediamo di aiutarci e di donarci qualcosa, anche €1 basta a salvare la vita. Vi potete collegare al sito www.sindacatomediciitaliani.it per avere maggiori informazioni oppure cercarci sui nostri social oppure versare una quota qualsiasi all'IBAN IT 89D 02 008 05 119 0004 0043 9844, intestata SMI, Sindacato Medici Italiani, con la causale acquisto mascherine per medici. Ti ringraziamo.